Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Dopo la chiusura della discarica di Lentini è scoppiata in oltre 200 comuni della Sicilia l'emergenza rifiuti. Nonostante l'ordinanza del presidente Schifani, persiste infatti il problema con molti comuni in cui i rifiuti non raccolti rischiano di rimanere esposti al sole per giorni. La Sicilia è la seconda regione del Mezzogiorno e la 10ª a livello nazionale per esportazioni, rappresentando il 2,2% del totale delle vendite italiane all'estero. Questi dati, forniti da Istat e rielaborati da SACE, sono stati presentati oggi a Palermo durante l'evento Doing Export Report. Ha spinto giù per le scale un operatore del gate e poi ha aggredito con morsi e calci 2 operatrici della sicurezza. È successo all'aeroporto di Catania, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato per violenza privata, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale. La Protezione Civile ha innalzato l'allerta per il vulcano Stromboli nelle Isole Eolie dal livello giallo a quello arancione. In questa fase si assiste infatti a frequenti esplosioni e un aumento del tremore vulcanico. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia la pressione atmosferica in aumento favorirà un rapido diradamento della nuvolosità, portando a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.